Cantiamo Gloria nel cielo. Avete dei foglietti sui banchi, potete unirvi. Prendete il foglio. Gloria nel cielo e pace sulla. È nato in Betlemme il Messia, il principe di pace, riposa in un presepe il re del cielo. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Venite festanti, o pastori, offrite i vostri doni, seguite lieti omaggi la sua stella. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, accetta i nostri cuori, o Re dei secoli. T'adori in le genti salvate, o nostro Redentore, accolgano il messaggio dell'amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che è nostra vita e nostra pace, che illumina il nostro cuore nella notte del male, delle intemperie della vita, sia con tutti voi. Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione della memoria storica del Natale del Signore, della nostra storia, iscritto dentro, per così dire, l'anagrafe della famiglia umana. Questo ci fa meditare, non certo con ormai lo sguardo che hanno questi nostri ragazzini, i nostri bambini, come avevamo noi, ma con la consapevolezza che la nostra storia umana ha bisogno di Lui, che è il Signore, è il Salvatore, la luce del mondo, la forza del bene. Davanti a Lui presentiamo il nostro cuore. Il Signore ci conosce bene, i nostri difetti, i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre deficienze, chiamiamoli così come vogliamo. Nello stesso cuore è il momento anche il tanto male che è nella storia della vita degli uomini, della famiglia umana, il grande disordine morale, materiale, spirituale. La misericordia del Signore ci copra, se no non saremo salvi, ed è venuto tra noi nella nostra storia proprio per dirci che c'è una misericordia che salva e che ricostruisce nel bene il nostro vivere. Un momento per riflettere sulla nostra vita, sulla nostra coscienza e accogliere il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cantiamo anche noi, come hanno cantato gli angeli, nell'accogliere la nascita di Gesù. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Ripetiamo. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Gloria nel cielo
e pace sulla terra. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. Fa piacere vedervi numerosi. Cercate magari anche in altre occasioni di essere più presenti ormai. Non credo che sia la chiesa il luogo dove si prendono i bisetti.
ecco, di questa peste, ecco, di oggi. Ma al di là di questo è chiaro che il Natale assieme alla Pasqua, si capisce, non c'è Natale celebrato se non ci fosse la Pasqua celebrata. Questo dobbiamo averlo bene in mente. Sapete che nella tradizione della Chiesa la Pasqua fu celebrata subito, il Natale sorse dopo, giustamente come riflessione e meditazione, ma la Pasqua è il fondamento. Non celebreremo il Natale del Signore se Lui non fosse il Cristo morto e risorto e gloriosamente asceso al cielo nella gloria, in attesa del suo ritorno, del suo avvento, ritorno, cioè alla fine dei tempi, come egli ha promesso quando darà ragione alla storia umana, al bene e al male che in questa storia è passata. E viviamo un tempo difficile, certo. Questa peste moderna non è una cosa da poco, evidentemente. Forse ce ne accorgiamo, forse qualcuno pensava che fossimo entrati in un paradiso terrestre senza limiti, e invece no, i limiti ci sono. Nel nostro vivere personale, delle situazioni sociali nelle quali siamo, nella vita addirittura dei popoli del mondo intero. E ci auguriamo tutti di uscire con una forte riflessione da questa situazione e non semplicemente, come magari ci capita di sentire, cercheremo adesso di recuperare tutto, faremo di tutto meglio di prima e continueremo come prima, ma non è possibile. Bisogna che riflettiamo su cos'è il senso del nostro vivere. In fondo celebrare il Natale vuol dire pensa a che cosa sei, a chi sei, qual è il senso del tuo vivere. Il nostro vivere anche nella famiglia, nella società, questo mondo, con le sue tragedie ripetute. Il canto degli angeli diceva gloria a Dio nell'universo intero, che nemmeno sapete possiamo immaginare, le distanze sono immense, finché si tratta di andare su Marte, su Venere, va bene, possiamo andarci prima o poi, ma quando si tratta di uscire in libera uscita verso lo spazio al di là, voi sapete che dobbiamo restare fermi, anche se si lanciano telescopi come sarà in questi momenti da qualche parte del mondo per scrutare un po' più in là, e va bene questo perché l'uomo ha bisogno di conoscere, di conoscenza, ma abbiamo bisogno anche di conoscenza di noi stessi. Questo è quello che viene a mancare. Molte chiacchiere, molti discorsi che facciamo, ma attorno a che cosa? Su noi stessi, sulla nostra vita, sul senso del vivere. Questo è un problema grave, mi pare. E non per niente vedo che anche da parte di laici o di non credenti o di agnostici si pone l'interrogativo di gente che siamo gente stanca, gente che non guarda il futuro così, ormai chissà cosa faremo. In passato le disgrazie della vita umana, della società umana sono sempre state. Quando ero ragazzo ricordo che si guardava il futuro, ma abbiamo guardato quel futuro usciti dalla guerra con speranza ancora di camminare, di fare, e questo è avvenuto e sarà ancora. Ma non dobbiamo perderci di fronte a queste cose se abbiamo il senso del vivere. E questo è quello che ci manca, il senso del vivere. Solo allora avremo anche il gusto del vivere pur in mezzo ai problemi e alle difficoltà. Altrimenti, se siamo solo qui per lavorare, guadagnare, consumare, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto alla fine di noi stessi? E vedete che questo impoverimento della società nella quale siamo, impoverimento ad esempio di giovinezza, di ricambio, i cui effetti la società lo sentirà, e non fra 100 anni, fra 10, 20 anni già la società sentirà di questo impoverimento grave, lo sente anche ora ormai,
inevitabilmente, ma ci fa pensare che manca la voglia di vivere, per così dire, il gusto del vivere, il senso del vivere, che non è solo una passeggiata turistica, ma è il nostro capire qual è il cammino e dove ci porta questo cammino. Se io tolgo Gesù Cristo dalla mia vita, dalle mie considerazioni, dalla storia nella quale sono inserito anch'io come voi, che cosa mi resta? Che cosa mi resta? Devo proprio vivere solo per arrabattarmi in mezzo a tutte queste vicende, alla burocrazia, al lavoro, a questo, a quell'altro, a questa, per qualcuno, maledizione delle cose che adoperiamo, diventandone schiavi, o la mia vita ha un altro senso. E il Natale, vedete, non è qui tanto perché ci mettiamo, più tardi sarà aperto anche il presepio, prima del termine della messa, a vezzeggiare Gesù, perché Gesù non ha bisogno di vezzeggiatori, ha bisogno di gente che dice: oi, ricorda qual è il tuo cammino e ricorda che se sono stato presente nella storia in nome di Dio Padre e per volontà di Dio Padre, lo è perché tu diventi figlio di Dio, ti avvicini al mio cammino e con me tu debba raggiungere la pienezza della vita, che non è quella di 100 anni, di 200 anni, o di 120 anni, tanto propagandata, mi pare, in giro. Non è questo. La pienezza è il significato profondo del tuo vivere, in mezzo alla gioia, in mezzo al dolore, in mezzo a quando le cose vanno bene e quando non vanno bene. Altrimenti i nostri antenati cosa avrebbero dovuto fare? Ammazzarsi tutti di colpo e finire tutta la storia? Non saremmo qui noi. Hanno avuto il coraggio e il senso di dire: dobbiamo continuare a crescere, a vivere, a trasmettere valori alle nostre famiglie, alle generazioni che vengono avanti. Se no trasmettiamo che cosa? Vestiti, scarpe, gioielli e robe così. Cosa volete che sia? Non è questo certamente. E finché non abbiamo arricchito la nostra persona, non abbiamo fatto il cammino giusto della vita. Diceva San Paolo, parlando di Gesù Cristo ai cristiani dei suoi primi tempi, anche nella lettera ai Romani, dice: attenzione, noi dobbiamo far crescere Cristo dentro la nostra vita fino alla sua maturità. Gesù non è rimasto bambino, insomma, e così deve crescere anche in noi e per noi. Allora abbiamo compiuto un cammino, altrimenti siamo andati di qua e di là vagabondi nel tempo, nello spazio, senza sapere né perché, né per come, né da che cosa, né per che cosa, né verso dove. Qualche volta mi sente, ho una certa esperienza anch'io nella vita, sentire: beh, morto io, morto tutto, finisco io, finisce tutto. Come se tu fossi il padrone della tua vita. Non sei padrone neanche del respiro che fai. Non sei padrone del tempo, nessuno di voi qua dentro ha il tempo in tasca. Nessuno. Neanche un secondo. Perché non è nostro, viene, va. E siamo dentro, ci muoviamo in questa realtà, proprio perché ciascuno di noi acquisisca il senso del vivere. E questo è quello che ci occorre. E se possiamo ricordare come bambini, quando anch'io guardavamo i presepi, allora era poverissimo, in tempo di guerra mi ricordo proprio 2 o 3 statuine là e basta, non c'era altro. E non c'erano alberi di Natale né queste cose che abbiamo oggi, luci o robe così. Ma capiamo che non è quello. Quello può essere utile, bello. San Francesco d'Assisi, quando piangeva di fronte al presepio a Greccio, quando per la prima volta fece il presepio vivente, non intendeva tanto festeggiare un bambino, ma diceva: perché? Perché quel bambino crescerà
Quel bambino salirà sulla croce per me, per tirarmi fuori dalla melma della vita, dal caos della vita, per dirmi che ho qualche cosa di grande da compiere dentro di me e attorno a me. Io penso che se portiamo con noi queste meditazioni sia più che sufficiente, non occorre dire chissà quali discorsi. E il buon Natale che ci diamo noi non è buone feste, come avete sentito qualche tempo fa, la proposta di non nominare nemmeno il Natale, balordaggini, perché la storia di questi secoli ultimi ci ha dimostrato che dove si è voluto cambiare addirittura il ritmo dei giorni, eccetera, tutto è fallito la rivoluzione francese, è fallito poi nei regimi di questo mondo, quelli che hanno sostituito Babbo Cielo al posto di Gesù. Sono cose ancora viventi in qualche parte del mondo, non è che sia passato. Le statuine di Babbo Cielo le ho viste anch'io, scolpite nel ghiaccio. Sono le pazzie umane. Quando l'uomo vuole diventare Dio è distruttivo di sé e della società. A lungo andare sfascerà naturalmente tutto. E noi invece siamo e dobbiamo diventare costruttori di vita in noi e nella società. Portiamo con noi questo impegno, usciremo anche dalla pandemia, prima o dopo la peste passerà, naturalmente, può darsi che ne venga ancora in futuro, non ho detto di no. 400 anni fa qui eravamo vicini alla grande peste che ha travagliato anche il nostro Veneto, naturalmente, è chiaro. Sono le cose che succedono, ma perfino nel 1830-37 abbiamo avuto sentori di peste tra noi ancora. Quindi non è questo che siamo garantiti, ma so che questo passerà, ma quello che resta che cos'è? Bisogna che resti la volontà di far bene, di crescere bene, di portare Cristo con noi, con coraggio, con impegno. E per i genitori, i nonni con impegno educativo, altrimenti alle nuove generazioni cosa consegniamo? Non basta che sappiano le lingue del mondo, non basta che diventino tutti dottori, e lo diventeranno così, anche nelle vostre famiglie, tutti con titoli di questo tipo, ma non basta questo, bisogna che siano capaci di dare senso e valore alla propria vita. Questo Natale ci riporti ancora a questo impegno. Con gioia professiamo il grande dono della fede. Credo, Signore. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Credo, Signore. Amen.
Ci vengono proposte alcune intenzioni che noi ascoltiamo, che accompagniamo con la nostra fede. Preghiamo dicendo: Padre, ascoltaci. Dio nostro Padre, ti ringraziamo per il dono del tuo Figlio a questa nostra umanità, ferita da pandemie del corpo e dello spirito. Rendici capaci di guardare con amore al presepe, per trovarvi il segno del tuo grande amore per noi. Ti preghiamo. Padre, ascoltaci. Dio Padre, la memoria della nascita del tuo Figlio dentro la nostra storia ci ricordi la necessità di partecipare e cooperare alla vita del mondo per un domani più ricco di umanità e di fraternità. Noi ti preghiamo. Padre, ascoltaci. Dio nostro Padre, gli angeli tuoi messaggeri alla nascita del tuo Figlio hanno annunciato la tua gloria, che risplende nell'universo intero, e la pace a questa nostra terra tormentata da guerre, divisioni ed egoismi. I responsabili della vita dei popoli comprendano che senza giustizia non ci sarà pace duratura per la nostra terra. Noi ti preghiamo. Padre, ascoltaci. Dio nostro Padre, ti affidiamo il dolore di tanta gente che soffre per le piaghe aperte dalle malattie e dalle violenze. Fa che comprendiamo che il tuo amore è più grande del nostro dolore e saprà riunirci tutti insieme nel regno che tuo Figlio Gesù ha inaugurato con la sua nascita, morte e risurrezione. Noi ti preghiamo. Padre, ascoltaci. Dio nostro Padre, guarda alla stanchezza che ci prende fino a perdere il gusto della vita e della presenza di giovani generazioni che preparino un avvenire migliore, costruito con fede nel Vangelo del tuo Figlio. Noi ti preghiamo. Padre, ascolta. Affidiamo al Signore anche le nostre famiglie, i nostri ammalati, anche quanti non possono essere presenti alle celebrazioni di persona e magari ci stanno ascoltando e seguendo anche da casa in questo momento. E a tutti i problemi di questa società che ha bisogno di ritrovare se stessa e il senso comune del viaggio che la famiglia umana compie nel tempo. Le presentiamo al Signore queste nostre intenzioni attraverso l'intercessione della Madre di Gesù, Maria, che in quel Natale probabilmente ha gioito, come ha gioito poi nella gloriosa risurrezione del suo Figlio. Ci ascolti Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Facciamo il canto Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio con tutta la nostra vita sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Ti sia gradito, oh Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che hai innalzato l'uomo accanto a sé nella gloria. Te lo chiediamo per mezzo di Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del Tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il redimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione.
E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo, nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. E ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per mezzo di Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Innalziamo ora la grande preghiera che il Signore Gesù ci ha lasciato e ci ricorda la sua paternità, perché coinvolti tutti nell'essere figli suoi in Cristo Gesù, il Figlio Redentore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace, il grandissimo dono del Natale del Signore, sia con tutti voi. Ci salutiamo con un inchino. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
ricevere Gesù Eucaristia, si avanza nei corridoi, 1, 2, 3 e 4. Venite avanti quindi distanziati, il solito passo insomma. Prego.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Sapete che c'è un'altra celebrazione, poi più tardi, poi domani con il solito orario. Poi domenica, naturalmente, anche la solennità, la festa, insomma, della Santa Famiglia. Sapete, ci sono le iniziative, come un posto il tuo pranzo di Natale, ci ricordiamo di coloro che non mangiano o non mangiano abbastanza, e poi vediamo come si sia allargata anche la situazione di disagio in molte parti della nostra Italia stessa. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. C'è chi apre il presepio adesso? Ecco, mi pare di sì. Bene, così potete anche ammirarlo passando. Portate nel cuore questo momento di gioia, l'augurio di Santo Natale, e anche di tempi nuovi che il Signore ci dona, sia nel vostro cuore, e portatelo anche alle vostre famiglie, ai vostri bambini, agli ammalati e ai nonni. La messa termina qui così, andate in pace. Astro del cielo, pargol divino, mite agnello redentor, tu che i vati da lungi sogna, tu che angeliche voci annunzia, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Astro del cielo, pargol divino, mite agnello redentor. Terza. Tu disceso a scontare l'error, tu sol nato a parlare d'amor, luce dona alle gente, pace